impegnati a trasmettere alle giovani generazioni quelli che sono i valori della nostra storia, che abbiamo contribuito a scrivere, che abbiamo vissuto quando eravamo giovani, nel lavoro, negli uffici e comunque nella società italiana. Valori che molte volte si affievoliscono per quanto riguarda il nostro Veneto, noi invece intendiamo rilanciarli. Questo è il motivo per il quale siamo andati nel corso del scorso anno scolastico 2014-2015 in ben 32 istituti scolastici nella nostra regione. Abbiamo parlato con quasi 3.000 studenti con i quali abbiamo cercato di trasmettere i valori di una generazione che non rinuncia a voler preservare ma a scrivere una storia diversa per quanto riguarda il nostro paese. Nei campi si genera un rapporto profondo tra i volontari pensionati dello SPI, i volontari e le volontarie e i ragazzi e le ragazze che partecipano ai campi, e noi dobbiamo assumere sempre di più un ruolo come soggetto promotore di valori e ideali nella trasmissione di questo alle giovani generazioni. È importante che i ragazzi e le ragazze capiscano qual è stata la storia del nostro paese, la storia del nostro sindacato, l'impegno che noi abbiamo costruito nel garantire tutele e diritti al mondo del lavoro. Questo per noi rappresenta un punto rilevante della nostra azione nei campi che vogliamo trasmettere soprattutto alle giovani generazioni.